Siamo curiosi di vedere Jacobs, è tutta una storia da raccontare quella di Jacobs, la facciamo raccontare a lui però, intanto ci deve raccontare qualcosa di bello, nei salti in estensione. Qui abbiamo il passaggio del 1500, sembra che vada rodaggio perché abbiamo visto 100 piani, ma non è così, non è così. Ci hai sparato addosso un sacco di sabbia ed è nullo, almeno prendere la sabbia e essere valido però. Dai Marcel che ci farai vedere grandi cose, abbiamo Scusa Walter, se chiamiamo ancora la nostra Marta Zenoni per questa premiazione, così possiamo riempire con le premiazioni gli spazi tra una gara e l'altra. Qualcuno del suo staff la può invitare al podio, grazie. Qualcuno della sua squadra? È che Giorgio i grandi atleti si fa sempre aspettare. Dai Luigi! Sai com'è? Sai com'è? Qui abbiamo Luigi Ferraris davanti che ha tirato per gli 800, sono passati attorno all'1,50, chiude Ivan Pongelli, ancora 2 giri. Allora aspettiamo tutti Marta Zenoni, abbiamo aspettato, sognato un 2:02, La vediamo, arriva, arriva, ci ha fatto 2,5 e però ci fa aspettare per le premiazioni. Dai Marta! Intanto al comando della gara dei 1500, la prima delle 2 serie, nella seconda serie non l'ho ancora visto ma pare ci sia. Allora le chiamiamo al podio, eccole qua. Premia l'assessore allo sport del comune di Gavardo, Daniela Zucchini. Eccola qua, grazie assessore, sempre presente. Quindi chiamiamo al podio, terzo posto per Chiara Ferdani, Spectec Duferco, 2:06,49, medaglia di bronzo per lei. Argento per Erika Franzolini, Atletica Bruniera Friuli Intagli, 2:06 scusate, 2 primi 06,31. Non è il tempo della maratona, 2:06. Aveva fatto un passaggio lento. E ha vinto la Marta Zenoni, Atletica Bergamo 1959 Greberg, anche lei 2:05,63, 2 primi 05,63. Merli Ballati al comando, mancano 200 metri, attenzione alla muta degli inseguitori. Un applauso alle ragazze dell'800. Sta arrivando, attenzione, ultimi 150. Un attimo. Aspetta Giorgio, dietro è scoppiata la lotta per la vittoria, addirittura di arrivo. Ultimi 100 metri, Merli Ballati davanti che sprinta ancora. Dietro c'è il francese Riflarde, vince comunque Merli Ballati in 3:53,72. Io prego i fotografi di non mettersi davanti al tabellone che indica il tempo, l'ho chiesto cortesemente. Arriva Pongelli e poi chiude con il 46 Vincenzo Grieco.